Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. A Catania traffico caotico e sosta selvaggia, mandano in tilt la viabilità in via Santa Sofia, ambulanze in trappola davanti al pronto soccorso del Policlinico. No all'assicurazione, sì all'uso del casco, a Catania i tanti che usano il monopattino non hanno dubbi. Incidenti mortali, le regole più rigide del codice della strada per evitarli non convincono tutti gli automobilisti. Tra Lampedusa e Porto Empedocle sempre emergenza migranti e non mancano le polemiche politiche. L'Odissea al femminile, a Catania una singolare versione teatrale del celebre mito di Omero. Calcio, giovedì primo turno infrasettimanale di Serie C, il Catania sarà in trasferta a Monopoli, debutta in casa il Messina contro la capolista Turris. Bentrovati a Sicilia 24. A Catania traffico caotico e sosta selvaggia. Mandano in tilt la viabilità in via Santa Sofia, l'odissea delle ambulanze imbottigliate nel traffico. Il conducente di un mezzo di soccorso ci ha raccontato di aver atteso 45 minuti per percorrere appena mezzo chilometro. Tonino De Mana. Un vero percorso a ostacoli con tanto di imbuto giusto all'ingresso del pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove persino le ambulanze restano imbottigliate nel traffico senza alcuna possibilità di svicolare a causa della perenne sosta selvaggia, proprio quella che il governo vuole combattere inasprendo le pene contro i trasgressori. Viabilità in tilt in via Santa Sofia, una delle arterie più congestionate di Catania e neanche a dirlo una delle strade che risente maggiormente dell'anarchia che da anni rende decisamente problematica la circolazione stradale. Lo sfogo denuncia viene rafforzato da un addetto ai lavori, ovvero dall'autista di un'ambulanza del 118, una delle tante rimaste in trappola. 45 minuti dalla cittadella al pronto soccorso. Per percorrere quanto? 500 metri. Automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi. Una strada a 4 corsie, è vergognoso tutto ciò, le ambulanze non possono camminare, transitare, è scandaloso, questa è Catania. Ma cosa è successo stamattina? Sosta selvaggia. E allora la responsabilità sappiamo di chi è. Anche dal Garibaldi c'è tutta una sosta selvaggia davanti al pronto soccorso. Davanti al pronto soccorso non si può fare questa strada, perché i vigili urbani a Catania non esistono proprio. A Catania credo che i vigili urbani non sono presenti in nessuna zona della città, come tutti ben sappiamo. Ma lo sa che il segnale dice che non ci si può neanche fermare? No. Io sono anche in macchina comunque, quindi. Lei lo sa che è davanti a un pronto soccorso? Sì, ma non sto ostruendo nessun passaggio, quindi inutile fare queste domande comunque. Sono completamente inutili. Passano in secondo piano i motorini lasciati sul marciapiede che ostacolano il passaggio dei pedoni e addirittura una barca in piena rotatoria, un autentico giallo che gli uffici competenti del comune stanno cercando di ovviare. La rimozione del relitto è prevista nelle prossime ore. Stretta sui rimpatri dei migranti, norme più severe per prevenire nuove sciagure stradali. In rapida sintesi sono queste le misure decise dal governo. Sentiamo Giusy Lazzara. Il governo vara la stretta sui rimpatri con 2 provvedimenti che riguardano l'organizzazione del sistema di accoglienza in Italia, l'esistenza di almeno un centro di permanenza in ogni regione e tempi più lunghi fino a 18 mesi per trattenere i migranti nel nostro paese, il massimo consentito dalla normativa europea. Il governo vara anche nuove misure per il codice della strada. Niente cellulari alla guida, pugno duro su chi si mette al volante ubriaco o sotto effetto di droghe e chi supera i limiti di velocità. Le norme più severe che potrebbero entrare in vigore già in autunno prevedono la revoca a vita della patente nel caso vengano commessi reati gravissimi al volante, ad esempio per gli automobilisti pirata che fuggono dopo un incidente stradale. In caso di condanna per aver guidato in stato di ebbrezza, obbligo di montare sull'auto l'alcol lock, il dispositivo che impedisce la messa in moto in caso di positività all'alcol. Multe più salate per tutti i trasgressori, oltre 1.000 euro per chi supera i limiti di velocità e fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida. Stretta anche per chi utilizza i monopattini. Adesso è obbligatorio l'uso del casco, della targa e dell'assicurazione.
Severe sanzioni per la sosta selvaggia del monopattino e per la guida in contromano e su strade extraurbane particolarmente trafficate e pericolose. Lotta anche al parcheggio abusivo sui posti riservati ai disabili, con sanzioni pecuniarie più elevate. E come abbiamo sentito, cambiano le regole anche per chi usa il monopattino, dall'assicurazione al casco obbligatorio. Ed ecco, abbiamo sentito un po' in giro cosa ne pensano le persone che abitualmente utilizzano i monopattini. Emanuela Corsi. No, i monopattini sono troppo pericolosi. È comodissimo in città, senza sarebbe veramente un handicap. C'è chi li trova poco sicuri e chi non ne può più fare a meno. Sui monopattini i cittadini continuano a dividersi, soprattutto adesso che arriva la stretta del governo anche su questo mezzo a due ruote che spopola nelle nostre città. Tra le principali novità introdotte nel nuovo codice della strada per la mobilità elettrica ci sono l'obbligo della targa, di assicurazione del mezzo e l'uso del casco che diventa obbligatorio per tutti. Adesso per guidare il monopattino ci vuole il casco, secondo te è giusto o no? Giusto. È più sicuro? Sì, sicuro. Sono d'accordo, è comunque un mezzo pubblico e ci sta. Tu già sei pronta per comprare il casco? Esatto. Sicuramente è la svolta perché dal momento in cui magari le città non sono collegate molto bene, il monopattino ti aiuta a raggiungere le distanze con molta più facilità. Tu per esempio per cosa lo usi? Per andare al lavoro, per sbrigare qualcosa, dal momento in cui magari i mezzi non sono proprio puntuali. Utilizzare il casco penso che sia una cosa abbastanza logica, poi del resto si fa sicuramente allarmismo, nel senso che sicuramente con un traffico più regolato non ci sarebbero gli stessi incidenti che ci sono adesso. Il casco ci può stare, l'assicurazione addio, secondo me un po' in più. Se l'introduzione del casco viene accolta favorevolmente, non si può dire altrettanto per l'assicurazione di chi ha un mezzo privato. Col lavoro che non c'è, tutto questo ha un costo. Dal momento che questo è affittato, l'assicurazione presumo che se la debba pagare la società che decide di affittarli. E mentre si discute sull'utilizzo del casco per i monopattini, ancora c'è chi dimentica di indossarlo a bordo di moto e scooter. Facendo un giro per la città, la protezione più che obbligatoria sembra un optional. E sulle norme più severe del codice della strada decise a Palazzo Chigi, alcuni automobilisti si chiedono se davvero saranno efficaci per evitare incidenti mortali. Tonino De Mano. Mano pesante del governo e stretta per chi si mette alla guida avendo assunto alcol e droghe. Il nuovo codice della strada in vigore dall'autunno è un tentativo disperato per fermare l'emergenza morti. Parola d'ordine, tolleranza zero, è vietato assumere alcolici alla guida. Chi viene scoperto in stato di ebbrezza dovrà installare un dispositivo chiamato alcol lock che impedisce l'avvio del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a zero. Sentiamo l'opinione dei catanesi. Mi sembra un po' esagerato imporre al cittadino di sostenere ulteriori spese. Io sono per la prevenzione onestamente, per una formazione più corretta dei ragazzi. Magari, anche impraticabile, penso da mettere in tutte le auto, poi non lo so, mi sembra una misura esagerata. Pene inasprite per fronteggiare questi morti sulle strade? Vanno benissimo, ma veramente sono inaspriti, non tanto sulla carta. Se i limiti di legge stabiliscono che se alla guida bisogna avere un certo tasso e quello non viene rispettato, credo che sia giusto non mettersi sul veicolo. Bisogna stare estremamente attenti perché si lede con la vita degli altri ed è un problema serio. Si rischia di perdere la patente per 3 anni se si viene sorpresi con le droghe? Penso che dipenda dal tipo di droghe, potrebbe aver senso o meno. Ti è mai capitato di trovare un amico con cui ti stavi per mettere in viaggio che era un po' brillo? Devo essere sincero di sì. Cosa hai fatto? Ho preso la guida io essendo rimasto sobrio. Va addirittura peggio per chi viene sorpreso ad un test rapido per le droghe alla guida. In questo caso perderà la patente per 3 anni. Ripetute violazioni comporteranno il ritiro permanente della patente. A Lampedusa continuano gli sbarchi. Dopo i trasferimenti a Porto Empedocle l'hotspot è nuovamente pieno con oltre 1.500 migranti. I leghisti siciliani inferociti dopo le frasi shock di un attivista del Carroccio a Pontida. Luca Celiberti.
Passata l'eco mediatica dopo l'arrivo di Meloni e von der Leyen, a Lampedusa continuano gli sbarchi. Gli ultimi ad arrivare sono stati 4 barchini agganciati in mare dalle motovedette di Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto, e in Tunisia sono stati fermati 1200 pronti a salpare. Dall'hotspot, dove si trovano più di 1500 migranti, sono partiti nuovi trasferimenti verso Porto Empedocle. In queste ore sono arrivati altri 190 migranti a bordo del traghetto di linea Cossira. Tra loro uomini e donne, molti dei quali giovanissimi, identificati nella tensostruttura del molo, controllati dalla polizia. Proprio a Porto Empedocle c'era anche il prefetto di Agrigento Filippo Romano a testimoniare la presenza del Viminale sul posto dopo lo sfogo del sindaco che, di fronte agli arrivi in massa, ha parlato di fenomeno ingestibile e paure dei suoi concittadini. Le condizioni minime di accoglienza in questo momento, nonostante il grande lavoro delle forze dell'ordine e della prefettura, per il grande numero di migranti è saltato uno schema che purtroppo oggi ne traiamo le conseguenze. Un hotspot che non è nato oggi o un anno fa, questo è un hotspot che è nato 15 anni fa, ma che non è più idoneo rispetto al grande flusso di migranti che arriva dal Nord Africa ad accogliere questo grande numero di persone. Gli spostamenti proseguiranno anche nelle prossime ore. Intanto è polemica a Lampedusa per le frasi shock esposte a Pontida da un attivista della Lega che chiede di cedere l'isola all'Africa. Parole che non sono piaciute ai leghisti siciliani, che adesso pretendono le scuse del ministro Salvini, offesi dalla mancanza di rispetto verso una comunità che da 30 anni non si è mai sottratta al dovere dell'accoglienza. Inseguimento in mare della Finanza per bloccare un gommone con a bordo 15 migranti nordafricani, arrestati 2 scafisti. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina. Laura Spanò. Non è sicuramente il trailer di un film d'azione di prossima programmazione nelle nostre sale cinematografiche, ma è quanto realmente accaduto nello specchio di mare tra l'isola di Pantelleria e la costa marsalese in questo fine settimana. Alcune motovedette della Guardia di Finanza hanno infatti intercettato un gommone che a velocità sostenuta era diretto lungo le coste del Trapanese. Finalmente raggiunto, i militari delle Fiamme Gialle hanno intimato più volte l'AICA al conducente dell'imbarcazione da diporto, ma il gommone, con a bordo 15 persone, ha continuato spedito la corsa. Più volte accerchiato, finalmente dopo ore è stato bloccato. Ancora una volta dunque viene confermato che le traversate dal Nord Africa verso l'Italia non avvengono solo tramite le organizzazioni criminali, ma che sempre più gruppi di migranti si sta organizzando con propri mezzi moderni e veloci per raggiungere le nostre coste. Su questa operazione sono poche le notizie che filtrano, se non che il gruppo di migranti è partito dalle coste africane e si stava dirigendo verso la costa marsalese. Le immagini di questo inseguimento in mare aperto. L'attività è inserita nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina. L'operazione ha visto anche l'intervento della squadra mobile che ha tratto in arresto 2 presunti scafisti che avevano condotto il gruppo di migranti dal Nord Africa fin sotto le coste trapanesi. Si tratta dell'ennesimo sbarco con le medesime modalità. L'attività di indagine è coordinata dalla Procura di Marsala e dalla Direzione Centrale Anticrimine di Roma. Un uomo di 79 anni è morto questa mattina in un terribile scontro frontale a Caltagirone sulla provinciale 34. Ferita una ragazza che è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. L'anziano è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, potrebbe aver avuto un malore mentre guidava. E adesso una breve pausa, tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. Direttamente dal Museo delle Auto Storiche di Roma, dove sono custodite le mitiche volanti e moto dagli anni 30 a oggi, la Pantera, l'auto storica della Polizia di Stato Alfa Romeo 1900 Super T Special, dopo aver circolato per giorni per le strade della provincia di Ragusa, facendo rivivere a cittadini e turisti un nostalgico ritorno agli anni 60, è rientrata adesso al Museo Storico di Roma. Una odissea raccontata dal punto di vista femminile. È lo sguardo della regista e attrice siciliana Luana Rondinelli che porta in scena al Castellursino fino a domani Penelope. L'odissea è femmina. Protagonista la talentuosa attrice catanese Ester Pantano, che indossa i panni di una moglie non più disposta ad aspettare Ulisse, ma pronta a ritrovare se stessa nonostante il dolore. Eva Spampinato.
Penelope non è più disposta ad aspettare Ulisse, ma è pronta a ritrovare se stessa e la voglia di ricominciare, nonostante i dolori e le sofferenze. Quella che l'attrice e regista siciliana Luana Rondinelli mette in scena al Castello Ursino di Catania fino a domani è una odissea vissuta e attraversata da Penelope, che veste i panni della talentuosa attrice catanese Ester Pantano. Una donna che non ha solo atteso, ma che negli anni ha vissuto, è cambiata e ora deve fare i conti con le emozioni rispetto ad un uomo che torna ma che non sa più chi sia. È uno sguardo anche su una relazione che se ti schiaccia, non ti sostiene, non ti dà modo di brillare, non ti rispetta, non è il caso di aspettare 20 anni come 10 anni, come un anno. In questo senso bisogna appunto prendere una decisione importante, ed è quella di lasciare andare e prendere un'altra strada. Penelope, l'Odissea effimina, è una pièce teatrale immersa totalmente nel presente del nostro tempo e della nostra società, che parte da uno spunto storico ed epico per attraversare la tortuosa strada che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé e della sua forza. È un viaggio catartico alla riscoperta della sua forza, della sua dignità e del proprio talento, che quando viene riscoperto diventa dirompente. Una donna diventa ancora più forte, prendendo consapevolezza di se stessa, fino alla scelta finale, che è la scelta di scegliere appunto il suo cammino, il suo percorso, se stessa, e va via. C'è il tema dell'attesa, dell'aspettativa, e c'è la storia di una donna alle prese con la cultura del suo tempo, con ciò che ci si aspetta da lei, che però sente in cuor suo sentimenti e frustrazioni. Il Covid torna prepotentemente nel Paese, con i contagi e i ricoveri in salita e con la prospettiva del nuovo vaccino che sarà disponibile a breve. Ma come rapportarsi con la nuova variante? Quali i farmaci da utilizzare? Chi conviene che si vaccini al più presto? A queste e altre domande risponderanno gli ospiti di Roberta Lunghi a Sicilia 24 Focus. In studio il professore Filippo Drago, farmacologo, e collegamento da Palermo Antonio Cascio, direttore di malattie infettive al Policlinico. Potete intervenire inviando i vostri messaggi con le vostre domande al numero di WhatsApp 342 7455 005. Appuntamento alle 14:30 in diretta su Telecolor e sulla siciliaweb.it. Adesso ancora una pausa e poi parleremo di calcio. Eccoci al calcio, verso il primo turno infrasettimanale di campionato in Serie C. Il Catania si prepara per la sempre insidiosa trasferta di Monopoli. Il Messina debutterà davanti al proprio pubblico contro la capolista Turris. Francesco Triolo. Un turno infrasettimanale dall'alto quoziente di difficoltà per Catania e Messina. La trasferta dei rossazzurri a Monopoli arriva subito dopo la prima convincente vittoria degli Etna in campionato, ottenuta tra l'altro contro una squadra, il Picerno, di categoria e costruita per la categoria. Tabbiani ha così visto sbloccarsi la sua squadra, che adesso è attesa ad una verifica importante. Il Monopoli è reduce dalla sconfitta di Potenza, un segnale che quella affidata a Tomei è ancora una squadra alla ricerca di un'identità. Resta pur sempre la bestia nera del Catania, visti i precedenti degli ultimi anni. Tabbiani, considerate le sfide ravvicinate contro Monopoli e Foggia, dovrebbe effettuare qualche cambio, ma questo non preoccupa perché la panchina domenica scorsa ha dato risposte importanti al tecnico etneo. Notizie anche dal mercato invece quello degli svincolati, da dove potrebbe arrivare l'esterno Daniele Liotti, liberatosi dalla Regina. Il DS Laneri lo conosce bene dai tempi di Siracusa e quindi l'affare si potrebbe concludere in tempi brevissimi. Cresce l'attesa a Messina per quello che sarà il debutto ufficiale davanti al proprio pubblico giovedì pomeriggio contro la Turris. I giallorossi sono reduci da 2 rinvii consecutivi, prima il match con la Casertana, poi la trasferta di Taranto, quindi occorrerà vedere quanto questa lunga pausa inciderà nel ritmo gara che Modica ama imprimere. Si è vista Cerignola, adesso si dovrà confermare contro l'attuale capolista del girone. Gruppo quasi al completo, il tecnico dovrà valutare solo le condizioni di Francesco Giunta, che ha svolto anche ieri allenamento differenziato. Per il resto, rispetto alla gara di Cerignola, Modica riavrà Manetta e Ragusa che hanno scontato il turno di squalifica, anche se per l'attaccante di Taormino occorrerà verificarne le condizioni. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.